Naro si avvia ad una nuova stagione, anche con il supporto della conoscenza dell'Europa. Upgrade Naro, che cos'è? È un aggiornamento su tutto ciò, tutte quelle che sono le possibilità della comunità europea. E per chiamarlo, voi sapete che fra i miei consulenti gratuiti c'è il professore Pezzini, che oltre ad essere un docente dell'Università di Bergamo è anche un autorevole componente del CESE, che è il Comitato Economico e Sociale Europeo. E abbiamo chiesto al professore Pezzini di dire come voleva lui esplicare questa sua attività a favore della comunità narese e non solo, ovviamente, e ha dato 5 temi che vedete lì tutti elencati, perché ogni mese ci sarà un appuntamento, saltando il mese di dicembre ovviamente, e le abbiamo volute chiamare le 5 giornate di Naro. Quindi adesso, insomma, a moderare ci sarà il professore Pileggi, che è dell'ordinario di diritto del lavoro dell'Università Tor Vergata di Roma, e sarà un bell'incontro perché sentiremo l'Europa più vicina in una maniera più concreta possibile, ed è quello che noi chiediamo. Noi ci limitiamo a fare i padroni di casa e per farlo abbiamo anche deciso, poi a margine di questo bel convegno, nel senso anche di molto interessante, di aprire 7 siti in notturna per far godere delle bellezze di Naro i visitatori che ci vorranno onorare della loro visita. Professore Pezzini, oggi a Naro si parla della nuova agenda della cultura e i rapporti con l'Unione Europea. In sintesi, cosa si dirà? Dirò quali sono gli elementi fondamentali per i quali l'Europa intende investire anche attraverso i suoi programmi, attraverso gli investimenti finanziari, per aumentare e diffondere questa cultura che passi trasversalmente tra i vari Stati, che è la cultura della pace, la cultura dello sviluppo sostenibile, la cultura dell'economia circolare, la cultura del rispetto dei diversi, la cultura dell'integrazione, tutta una serie di fattori che fanno parte del patrimonio culturale che noi abbiamo anche scolpito all'interno del Trattato di Lisbona. Quindi parlerò di questo e parlerò anche dei progetti che l'Europa finanzia per poter diffondere in tutti gli Stati, in tutte le realtà, quindi anche a Naro, progetti che contengono questi elementi culturali. E io sono convinto che l'attuale sindaco di Naro, Maria Grazia Brandara, che ho avuto il piacere di conoscere e di apprezzare, sarà in grado di creare un gruppo di giovani con una cooperativa, un'associazione di giovani che possano collegarsi direttamente a Bruxelles, e io li aiuterò per diffondere attraverso finanziamenti europei e interventi e progetti questa cultura a Naro. Professore Pileggi, lei è il moderatore di questo incontro dove i temi sono importanti. Ecco, qual è l'impegno rispetto a questi temi? L'impegno è quello di fare in modo che la cultura, la bellezza, l'arte prevalgano su altri interessi o valori o disvalori, perché credo che soltanto attraverso la bellezza, attraverso il turismo, attraverso la valorizzazione del territorio, il recupero delle tradizioni sia possibile dare un futuro anche ai nostri giovani, evitare che emigrino. Quindi ho conosciuto persone bellissime che mi hanno coinvolto nelle loro avventure motivate da impegno civile, avventure in senso così metaforico. E io ben volentieri mi sono fatto coinvolgere in questi percorsi. Però nei limiti delle mie possibilità voglio impegnarmi per dare un contributo anche alla città di Naro, che non conoscevo e apprezzo moltissimo. In particolare per il recupero del Duomo di Naro io do la mia disponibilità, sto facendo da giurista, da avvocato, una battaglia per salvare un altro bene culturale di grande importanza che è il Caffè Greco di Roma, e quindi ci faremo uno scambio reciproco di contributi. Loro mi aiuteranno a salvare il Caffè Greco contro speculazioni e faccendieri, e noi faremo di tutto per dare un contributo per il recupero del Duomo di Naro.